Spanu che sta dipingendo una marina di quale località? Sardegna. Sardegna, a Bugerru. Zona Bugerru. Ok, qua ci sono tante opere di Luisa. Sono questa e questa. Le vedete qua al centro? Queste sono opere realizzate da Luisa. Che tecnica stai utilizzando, Luisa? Allora, tecnica olio, olio su tela. Sempre olio su tela. Racconta un po' a questi ragazzi come utilizzi i materiali e i colori. Guardate un po' che bellezza. Allora, intanto mi preparo la tela, me la preparo con uno sfondo di acrilico. Ed è un colore base, no? Colore base, Perfetto. acrilico. Poi mi traccio un po' di disegno e poi faccio una campitura generale di tutto il dipinto. Sì. Parto dagli scuri, poi piano piano ricavo i volumi e le luci. Benissimo. Pittura a olio, i colori. Cosa ci racconti dell'utilizzo dei colori e le tonalità che scegli per la tua tavolozza? Che cosa scegli solitamente? Intanto parto sempre con quasi tutti i colori, sono molti colori, dal più chiaro al più scuro, e poi faccio una sorta di miscuglio con i pennelli. Uso vari pennelli di varie grandezze, di varie misure. Da tanti anni dipingi, Sì, Luisa? quasi 30. Quasi 30 anni. Bravissima, c'è una sua opera fantastica all'interno che vi ho fatto vedere prima, di un ruscello, l'abbiamo vista nella sala grande là dietro. Io farei un bel applauso anche a Luisa e mi complimento con lei. Adesso passiamo a Elisabetta.